Ogni anno, nel giorno di Pasqua a Pettineo, si rinnova uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi della tradizione pasquale, Usquontru o Uncontru, l'incontro tra il Cristo risorto e la Madonna. Questo rito, che affonda le sue radici in antiche e sacre rappresentazioni medievali, rappresenta un momento di grande emozione e spiritualità per tutta la comunità pettinese. Il giorno di Pasqua, alle ore 10 in punto, il simulacro di Gesù Cristo, trionfante e con in mano il vessillo della resurrezione, esce dalla Chiesa Madre. Portato a spalla dai devoti, accompagnato dalla banda musicale e da numerosi fedeli pettinesi, il simulacro percorre le caratteristiche vie del borgo, via Santa Marina, il viale della Rimembranza e infine piazza Sant'Oliva, davanti alla chiesa dedicata alla patrona. Poco dopo, dalla stessa Chiesa Madre, esce anche la Madonna, che segue un percorso differente, imboccando via Castagna. La Madonna, che durante la Settimana Santa era vestita di nero come simbolo di lutto e dolore, ora indossa un manto azzurro ricamato e prezioso, che richiama il colore del cielo e la speranza di rinascita. Seguita dai devoti, la Madonna si ferma all'imbocco di una stretta viuzza nei pressi di piazza Sant'Oliva, in attesa di incontrare il Figlio risorto. L'attesa culmina in un momento di grandi emozioni. I portatori devoti, che portano a spalla i due simulacri, aspettano il segnale del sacerdote. Quando la campanella suona, Gesù risorto e Maria si avvicinano in una corsa rapida, raggiungendosi nel centro della piazza. Quasi si sfiorano in un abbraccio commovente, tra gli applausi e le lacrime di gioia di tutti i presenti, simbolo di speranza e rinascita. L'incontro fra il Cristo risorto e la sua madre è sempre motivo di gioia e di commozione per ciascuno di noi. Molti emigrati tornano al paese proprio per vivere questa tradizione. La processione prosegue poi con Gesù e la Madonna fino a raggiungere nuovamente la Chiesa Madre. Prima Gesù e poi Maria fanno rientro in chiesa tra gli applausi dei fedeli e il suono della banda musicale. Nei primi giorni di maggio la comunità si appresta a vivere un altro grande momento di fede, con la festa per la patrona Sant'Oliva. Ogni anno molti fedeli religiosi precedono la processione che si svolge la sera del 5 maggio e si ripete all'8ª. Il simulacro della Santa viene portato in processione a spalla per le vie principali del paese. Per Pettineo e per i pettinesi è il giorno più atteso dell'anno.